l'onorevole Massimo Garavaglia, al quale sarà conferito l'incarico per il coordinamento di iniziative nel settore del turismo e che sarà preposto al nuovo Ministero del Turismo con portafoglio. I ministri con portafoglio. Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, onorevole Luigi Di Maio. Ministro dell'Interno, dottoressa Luciana Lamorgese. Ministro della Giustizia, professoressa Marta Cartabia. Ministro della Difesa, onorevole Lorenzo Guerini. Ministro dell'Economia e delle Finanze, dottor Daniele Franco. Ministro dello Sviluppo Economico, l'onorevole Giancarlo Giorgetti. Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, senatore Stefano Patuanelli. Ministro dell'Ambiente, che assumerà la denominazione di Ministro per la Transizione Ecologica, assorbendo le competenze in materia energetica allo Stato attribuite ad altri ministeri e che presiederà l'istituendo Comitato Interministeriale per il coordinamento delle attività concernenti la transizione ecologica, professor Roberto Cingolani. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, professor Enrico Giovannini. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, onorevole Andrea Orlando. Ministro dell'Istruzione, professor Patrizio Bianchi. Ministro dell'Università e della Ricerca, professoressa Cristina Messa. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che assumerà la denominazione di Ministro della Cultura, prevedendosi l'attribuzione del settore del turismo a un apposito ministero, onorevole Dario Franceschini. Ministro della Salute, onorevole Roberto Speranza. Proporrò alla prima riunione del Consiglio dei Ministri, quale sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzione di segretario del Consiglio medesimo, il dottor Roberto Garofoli. Grazie, buonasera. Buonasera. Avete sentito quindi in diretta da screenshot con il Quirinale, le immagini del Quirinale, grazie alla regia di Pierangelo Butazzoni, i nomi dei ministri del nuovo governo Draghi, che ha accettato l'incarico più o meno alle 19:40 dopo essersi recato alle 19, precisissimo, esattamente alle 19:01, dal Capo dello Stato Mattarella. Giuramento dei ministri che ci sarà domani alle ore 12. Cerchiamo allora di riassumere i ministri esattamente: D'Incà, rapporto per il Parlamento; Colao, all'innovazione tecnologica; Brunetta, alla pubblica amministrazione; Gelmini, agli affari generali; Carfagna, Ministero del Sud; Dadone, alle politiche giovanili; Bonetti, alle pari opportunità; Stefani, alla disabilità. Poi Garavaglia, turismo; Di Maio agli esteri, Lamorgese agli interni, Cartabia alla giustizia, Guerini alla difesa, Giorgetti, Ministero del Mise, quindi allo sviluppo economico, Patuanelli, il ministro triestino, dallo sviluppo economico passa all'agricoltura. Poi c'è Giovannini all'infrastruttura, Orlando al lavoro, Bianchi all'istruzione, Messa all'università, Franceschini alla cultura, Speranza confermato alla salute. E poi c'è la novità del Ministero alla transizione ecologica che va a Cingolani. Questa è quindi la situazione, vediamo un po' anche quello che ci dicono i giornali. Avete appena visto insomma questa diretta che siamo riusciti a trasmettervi poco dopo l'inizio della conferenza stampa del ministro Draghi. Ci colleghiamo con Repubblica, eccoli qua tutti i nomi. Il governo Draghi giurerà domani alle
12, come vedete, agli esteri è stato confermato Di Maio, così altrettanto la Lamorgese all'interno, ma i veri nomi nuovi sono quelli di Cartabia alla giustizia, Franco all'economia, Orlando al lavoro, Brunetta alla pubblica amministrazione, Bianca all'istruzione e poi Speranza resta alla salute. Quindi un governo che si conferma, come era nelle aspettative, un po' tecnico e un po' politico. Eccoli qua tutti i nomi che vi avevo annunciato, magari grazie alla regia li riusciamo anche a ritrasmettere e anche a ingrandirli magari. Eccoli qua, Vittorio Colao, appunto, come dicevo, Brunetta, Stella, Carfagna, Bonetti, cioè nomi che vengono anche dal nome della politica, quindi un mix tra Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Italia Viva, per esempio c'è la Bonetti, e poi anche ovviamente il PD, la riconferma di Franceschini alla cultura, Orlando al lavoro, insomma alcuni nomi già che erano nell'aria e che sono stati anche confermati rispetto al Conte bis, di sicuro nomi che faranno anche discutere. Ricordiamo che in questo governo un governo possiamo dire di larghe intese, tranne quello di Fratelli d'Italia, appunto, che è rimasto fuori, peraltro l'unico partito che ha deciso di restare fuori dai giochi. Anche qui vedete l'arrivo di Draghi, andiamo sul sito del Corriere, ecco i ministri, domani il giuramento. Vediamo se ci sono anche altre novità, i politici che sono rimasti al buio fino all'ultimo perché non sapevano esattamente quali sarebbero state, diciamo, le decisioni da parte di Draghi, che avete visto sono arrivate poco meno di 10 minuti fa, non ha rilasciato altre dichiarazioni ai giornalisti, semplicemente ha comunicato quali saranno i ministri che, lo ricordiamo, giureranno domani alle ore 12. Queste quindi le principali novità, magari torneremo anche più tardi sulla politica. Ci sono altri temi, lo vedete anche nel titolo di questa puntata di Screenshot, ovvero Covid e allarme varianti, perché oggi vogliamo cercheremo di parlare anche di questo tipo di problema. Avete visto anche nel corso del nostro telegiornale come un friulano su 5 è colpito dalle varianti, quindi il 20% delle persone, un po' una media quella che è a livello nazionale. Abbiamo sentito anche, avete magari letto sui siti, che durante la conferenza stampa del venerdì, solita del venerdì, quando ci sono decisioni sulle regioni, a questo proposito il colore del Friuli Venezia Giulia rimane quello giallo. Brusaferro, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ha detto che la variante inglese probabilmente diventerà la variante che dominerà nei prossimi mesi. Oggi ne parliamo con un genetista dell'Università di Trieste, che è Marco Gerdol, che dovremmo avere in collegamento con noi, che ha pazientato fino adesso, ma intanto lo ringrazio perché magari grazie alla nostra diretta anche ha scoperto il nome dei ministri. Buonasera. Buonasera, grazie a voi. Allora Gerdol, io ho introdotto questo discorso sulle varianti perché un po' anche questo è un altro tema della giornata, ovviamente adesso occupato in queste ultime ore dalla questione dei ministri, che ha fatto scivolare un po' via la questione Covid, no? Però c'è questo tema delle varianti. Sono veramente un problema, un allarme? Tema molto caldo, naturalmente, legato principalmente alla maggiore trasmissibilità della cosiddetta variante inglese, che è quantificata al momento in un 30% in più rispetto a tutte le altre varianti con cui abbiamo avuto a che fare fino a questo momento. E questo naturalmente potrebbe portare a una maggiore difficoltà di contenimento, se pensiamo che appunto l'incremento in percentuale dell'indice R determinato dall'eventuale, diciamo, aumento di frequenza di questa variante fino a diventare prevalente nella nostra regione, un po' in tutta Italia, potrebbe essere di circa come dicevo, un 30%, che non è poco se pensiamo alle difficoltà che già abbiamo in questo momento a tenere sotto controllo la situazione pandemica. La gente si chiede però se queste varianti, o meglio, se i vaccini sono resistenti a queste varianti, perché sentendo di parlare di varianti dice ma che cos'è una mutazione, queste mutazioni possono avvenire, perché si chiamano varianti adesso, si scoprono in questo momento, magari invece con i vecchi virus non si è mai parlato di varianti.
il fatto che i virus possano accumulare delle mutazioni non è assolutamente nulla di inatteso, lo sappiamo da sempre sostanzialmente, e quindi non è una sorpresa il fatto che un virus muti e che si generino queste varianti. Naturalmente va tenuta sotto controllo la situazione, serve un attento monitoraggio perché alcune di queste varianti, in realtà molto poche, possono poi essere caratterizzate da una maggiore infettività, come il caso della variante inglese, oppure in altri casi da fenomeni di parziale evasione immunitaria, che è un po' il problema che invece è legato ad altre due varianti che sono un po' state, sono diventate quasi uno spauracchio, no? La variante sudafricana e la variante brasiliana, quest'ultima più recente, perché queste due, a differenza della variante inglese che non comporta dei particolari problemi per quanto riguarda una riduzione dell'efficacia del vaccino, potrebbero effettivamente portare a casi di reinfezione anche in soggetti che sono già stati in qualche modo vaccinati. E diciamo che questa riduzione dell'efficacia del vaccino può essere quantificata secondo stime molto preliminari derivanti da fasi 2B di trial clinico in Sudafrica, in una riduzione di efficienza più o meno del 30%. Gerdol, se andiamo in pubblicità, rimanga con noi perché ci terrà compagnia anche in questa seconda parte di Screenshot, parleremo con lei e poi vedremo se ci sono alcuni commenti anche riguardo alla politica e alle nomine che ha fatto da poco il nuovo Premier, ovvero Mario Draghi. Pubblicità. Eccoci nuovamente collegati con Screenshot in diretta. Sto cercando un po' anche vari messaggi, tweet, grazie alla redazione che sta lavorando e sta cercando di vedere anche quali sono i messaggi che arrivano, le prime impressioni da parte anche dei nostri parlamentari. Ecco qua, per esempio, la prima impressione è quella di Renzo Tondo, l'ex presidente della regione, adesso mi ero perso il messaggio, ma eccolo qua, di 4 minuti fa, che dice che delusione leggendo appunto i nuovi ministri, evidentemente non è rimasto molto contento. Invece chi è rimasta molto contenta è Deborah Serracchiani, cerco di ingrandirvi il messaggio, eccolo qua, grazie anche a Pierangelo Butazzoni. Da oggi c'è la guida autorevole di Draghi Premier col contributo di forze politiche lontane tra loro che dovranno lavorare insieme alla salvezza del Paese. Auguri a tutti noi per una sfida senza precedenti da vincere a tutti i costi. Andiamo anche nella politica nazionale, Maria Elena Boschi di Italia Viva, che dice un'ottima squadra per ridare fiducia al Paese, un augurio di buon lavoro a tutti i ministri e le ministre, un abbraccio particolare all'amica Elena Bonetti e un grazie di cuore a Teresa Bellanova, che non c'è più, non è all'agricoltura. All'agricoltura invece è andato, ricordiamo, Stefano Patuanelli dal Mise, quindi all'agricoltura. Il Mise invece, a proposito, finisce il tweet Maria Elena Boschi dicendo finalmente si volta pagina, chissà che sarà così. Al Mise ci va invece Giorgetti, un ministero importantissimo ed è leghista, Giorgetti, e Pierpaolo Roberti, l'assessore all'autonomia locale del Friuli Venezia Giulia, che dice Giorgetti al Mise è una buona notizia per tutti. E poi poco più in alto dice anche, però con una battuta, comunque vedere Brunetta e Di Maio insieme in Consiglio dei Ministri è una cosa bellissima, non per niente però anche Di Maio aveva, Brunetta aveva tessuto le lodi di Di Maio negli ultimi mesi. Mi stanno arrivando anche altri messaggi, anche da parte della redazione ringraziamo per queste segnalazioni. Ringrazio Andrea Pierini che sta collaborando con noi oltretutto in questo momento. Colao, Cingolani, Cartabia ma anche Giorgetti al Mise, novità molto positive, avanti, e a dirlo è Carlo Calenda. Altri messaggi, ce n'è uno per esempio di eccolo qua, un tweet in questo momento anche di Matteo Salvini, il leader della Lega. Adesso cerchiamo anche di trovarlo, se ce la facciamo, scusate ma ormai è tutto qua in diretta. Eccolo qua, Matteo Salvini che dice imprese e turismo
Disabilità, Lega, sono gli ministeri che sono andati al carroccio, Lega da subito al lavoro, pancia a terra per aiutare e rilanciare il cuore dell'Italia. Insomma, tanti messaggi, tweet che stanno arrivando da parte dei maggiori leader politici. Non mi sono dimenticato invece del nostro genetista di turno, l'esperto, eccoci qua di nuovamente con noi, che ci deve anche spiegare la questione delle varianti, che è un altro tema importante di oggi. Abbiamo parlato fino adesso di variante inglese, sudafricana, brasiliana, qual è la più pericolosa? Ma se guardiamo i fenomeni di evasione immunitaria, più o meno la variante sudafricana e quella brasiliana sono equivalenti, dal momento che per un fenomeno piuttosto curioso di convergenza evolutiva, pur avendo avuto un'origine completamente distinta, queste due varianti presentano sostanzialmente le stesse identiche mutazioni a carico della proteina spike, che come sappiamo è quella che viene utilizzata nei vaccini attualmente in fase di somministrazione ed è anche quella responsabile dell'ingresso del virus nelle cellule dell'ospite. Senta, io ho letto soprattutto che le varianti, c'è un dato, che le varianti magari sono un po' più diffuse nel centro Italia, magari con una certa percentuale in più nell'Umbria che è diventata rossa, o in Toscana che è diventata arancione, in Friuli Venezia Giulia invece c'è solo quella inglese. E come si fa a sequenziare per capire, c'è uno studio dietro? Per sequenziare e capire se c'è quella inglese o brasiliana piuttosto che sudafricana, oppure capire qual è l'incidenza? Sì, beh, il metodo per saperlo è fare la cosiddetta sorveglianza molecolare, che si baserebbe sul sequenziamento appunto del virus che viene isolato con i tamponi positivi. E questo è un compito che non è stato seguito in modo particolarmente, diciamo, continuo da parte del nostro paese negli ultimi mesi, e che purtroppo non ci consente di fare delle stime molto affidabili Cioè in lei questo dice momento. che siamo un po' partiti in ritardo su questo? Cioè, Beh, assolutamente, diciamo che in Europa abbiamo due paesi che siano stati in grado di fare una sorveglianza molecolare adeguata, che sono Regno Unito e la Danimarca, e forse è proprio per questo che parliamo di variante inglese e non di varianti che abbiano assunto altre bandiere. Per quanto riguarda l'Italia, una piccolissima percentuale dei casi sono stati abbinati ad un genoma sequenziato. Quindi le nostre stime naturalmente sono abbastanza imprecise, anche perché molti dei report di queste nuove varianti sono appunto legate a persone che per motivi di lavoro erano presenti in Inghilterra e sono rientrate in Italia, quindi rischiamo anche di avere una sorta di bias di campionamento. Quel che è certo è che in alcune regioni italiane la variante inglese è già molto diffusa, e questo ricalca un po' quello che sta accadendo in molti altri paesi europei. E diciamo, valutando quelli che sono i trend di diffusione di questa variante rispetto a quelle che erano precedentemente presenti sul territorio, è piuttosto ragionevole pensare che nell'arco del prossimo mese o un paio di mesi al massimo questa possa diventare la variante predominante un po' in tutte le regioni. Senta, le varianti del virus colpiscono di più i bambini? È vero? Beh, allora, su questo punto c'è abbastanza controversia. Va detto che la variante inglese, per le sue proprietà di maggiore trasmissibilità, determina infezioni con carica virale più elevata e di conseguenza infezioni di questo tipo tendono a colpire un po' di più percentualmente anche quelle fasce della popolazione, come appunto i bambini, che normalmente ne sono assolutamente protette o in gran larga parte protetti. Questo naturalmente non vuol dire che il virus abbia acquisito nuove modalità di trasmissione diverse da quelle che già sappiamo, che già conosciamo molto bene, né vuol dire che questo comporti necessariamente un pericolo in più per quanto riguarda le persone che vengono a contrarre un'infezione. Quindi il rischio relativo in caso di infezione nei bambini resta comunque molto basso. Senta, lei non è un politico ovviamente, magari non può dare direttamente una propria impressione, però abbiamo sentito parlare spesso infettivologi, tutti quelli del settore, insomma sanitario, c'è chi dice lockdown sì, lockdown no, un lockdown mirato è un tracciamento per affrontare le varianti del virus, servirebbe in questo momento? Sarebbe utile, certamente sarebbe utile, è uno dei tanti elementi in un'equazione molto complessa. Sappiamo che da una situazione di questo tipo non si esce soltanto grazie alla scienza,
che ci sono tanti fattori in gioco che riguardano anche la sfera naturalmente sociale ed economica. Avere la possibilità di condurre un monitoraggio molecolare come diciamo, fatto in modo consono sarebbe molto utile per potersi rendere conto subito anche dell'effetto potenziale che l'arrivo di queste varianti possono avere da un lato sull'efficacia delle politiche già messe in atto, dall'altra sul modo in cui portare avanti le pratiche adesso, le campagne di vaccinazione. Le chiedo un'ultima cosa, con le varianti cambiano i sintomi? Cioè, se si parlava di gusto, di mal di testa, di bruciore degli occhi o di brividi, ci sono delle spie particolari magari? Assolutamente no, per quanto pare che insomma, da alcuni dati preliminari la famosa perdita del gusto e dell'olfatto avvenga in una percentuale un po' più bassa dei casi in seguito all'infezione con la variante inglese, ma diciamo che è assolutamente impossibile distinguere tra una variante e un'altra a seconda dei sintomi. Per questo serve un'indagine molecolare approfondita. L'ultima cosa che le chiedo, veramente l'ultimissima, si parla anche adesso di monoclonali per le cure, non so se può darmi un parere da questo punto di vista. Sì, si è discusso molto e forse anche in modo un po' inappropriato dei monoclonali che restano un farmaco di grande prospettiva, di grande importanza, che però non deve essere proposto a mio modo di vedere come diciamo un farmaco in grado di essere applicato su larghissima scala per ovvi motivi legati alla somministrazione in ambito ospedaliero e nella fase molto molto precoce della malattia, e anche perché si tratta comunque di un tipo di trattamento che ha un costo veramente ragguardevole per la comunità. Abbiamo delle ottime armi per prevenire che possiamo mettere in atto, visto che appunto la campagna vaccinale è già iniziata e speriamo riesca a progredire con un ritmo piuttosto buono. Bene, io la ringrazio per il suo intervento, è stato preziosissimo, oltretutto anche è stato molto paziente ad aspettare la lista dei ministri, però insomma era doveroso anche parlare di questo tema che sta dilagando in questo momento, quello delle varianti, anche per far conoscere dal punto di vista scientifico, verso che lei è un genetista, cosa accade magari senza far preoccupare ulteriormente la gente, quando sente parlare magari di varianti chissà cosa può pensare. La ringrazio. Grazie a voi. Buona serata. Allora, concludiamo con il sito della Repubblica, vi facciamo vedere anche i volti dei nuovi ministri, già messi sulla pagina principale, sull'home page di Repubblica, anche perché magari così li potete conoscere meglio. Da Daniele Franco, che è il nuovo titolare dell'economia, a volti ormai conosciuti, che magari erano già passati, come Franceschini, Speranza, Lamorgese, Orlando, oppure Guerini e Giorgetti, e lo stesso Patuanelli, che viene qui chiamato il grillino misurato votato al compromesso, il ministro triestino, e poi vabbè, da Luigi Di Maio, che addirittura fa tris, è stato nel Conte 1, 2 e adesso con Draghi, ed è di nuovo ministro degli esteri, e poi c'è la novità, quello di Roberto Cingolani alla transizione ecologica, uno scienziato per un futuro a emissioni zero. Bene, questa era anche l'ultima notizia, da Screenshot è tutto, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, ci vediamo la prossima settimana come sempre mercoledì, giovedì, venerdì a partire dalle 19:45, non mancate, arrivederci.